Te lo lasci qua dopo fissa? Sì. Sì. Dobbiamo vedere, sì. Giusto bene. Allora è andata con... Sì, oggi ieri o oggi. Perché ho visto che ha aperto il movimento, Sì. ma allora anche lì si capisce poco, no? Era sempre lei? Quando era piccola? Perché era piccolina. Perché era piccola, poi dopo questo è grande. No, tipo i girottoni, comunque quei girottoni. Oh, ma quelli non sono veramente. Sì, quello sì che facciamo. Almeno poi anche sono attenzionati, quindi va bene. Non so se in televisione ha detto, comunque sono giovani del PD e ben vengano caricati un po' di cose. Magari che fossero i giovani del PD tutti quelli, magari, ma molto buono per si mettere un distintivo. Ho fatto due ragazze e le hanno subito tutta una non ti devi aspettarti, lui naturalmente sono partiti per migliaia di accese, subito. no. Sardine. Adriano, ciao. Dove Dove vai? vai? Siamo insieme. Un'altra domanda. Adriano, una volta dicevo nella sigla che basta la salute, è quella che comincia a cedere. Abbiamo mandato un messaggio per la Silvia, la Lidiana De Grassi, quella di Grado che insegna la bicocca, che insegnava la bicocca, per un convegno che fanno il giovedì 12 a Bologna, interessantissimo. Cultura. Era contento perché oggi No, la cultura come deve essere sempre. Mi ha mandato il volantino, ma lei non riusciva perché dopo ha scritto a me, me l'ha mandato, dice manda alla Silvia, ma se qualcuno me l'ha detto che riceve fotografie. E quindi, esatto, non siamo riusciti, ma tu hai uno in cui studiare. Sì, ma poi Sì, chi i non l'ha già Gandhi e i me. quello visto prima. Sì, con il nome. Vediamo se Vediamo chi è questo. hai portato le caramelle. L'abito. Bellina, che è suo parente. sì, sì, suo cognato. Non so se apre. Allora sa. Questo? No. Sì, declinazione di patrimonio culturale. Allora è diverso da quello. Biblioteca Sì, del sì, Marino. sì, 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 sì. Questo, Ok, allora quello sì, è diverso da quello che ho io, ma comunque quello. E allora volevo farlo avere in qualche modo a Silvia, Sì, no? Perché era molto interessante, tipo turismo, beni culturali. Perché a Bologna. A Bologna, tra l'altro io sarei andata, ma il giorno dopo e quindi ho così poco giorni che dopo si comincia il 13 corso. E fa un intervento anche lei, proprio sui beni culturali e la giurisdizione. Forse oggi mi conta qualcosa del come va studiando.
so. Quanti ne hai portati via tu? Senti dei colassi? Come le... No, mi sono dalle di Puglia. Mettiamo lì. Questo volevo dire. Anche qua. Volevo dire. No, ciao Anna. Liberato. Allora tutti ciao, mica paura, faccio vedere. Gorizia, ciao. Guarda che la Tira fuori il manifesto Gorizia, Lazio. mettete qua, Sì, prima fila. Tutti belli, ciao. Ciao. Aspettiamo qua anche noi. Venite qua sotto, venite qua sotto. Qua no? Sì, no. Che approfittare della situazione per arrivare a destra, lì che fa la rotonda. Questa non si vede molto bene. Stiamo al mare in Sardegna, quindi sì, c'era col padre. Lui è alle 6 era qua. Il super, almeno forse anche prima io l'ho sempre invitato, il 30%. Quindi anche lei per dire La parte non puoi guidare, viene da qui, biciclette, tardi, puntava dai carriere in realtà investimento fatto sbagliato. Lassù sull'angolo e sui due angoli ci sono due prese. Come dire, no? Sì, sperando che non sia saltato il fusibile però. Sì, quella sul sicuro non funziona, però sei in mezzo al corridoio. Grazie. Come Gaio, che posso accendere le luci del signore di polizia. Sì, vai, ti prego. E ancora va ben così. Siamo in tre, che bene o male, magari un'ora o più. Allora pensavo di trovarla questo è appena uscito, Ora che tranquille, brave, buone. Ciao. ciao, no, io fila no, quarta fila, non è le mie cose, vado Ma chi si guarda? non so perché mi fanno no, darsi 50 anni. Novità? Cosa ti sei portato? Ah, no, sto appunto perché ho Come siamo? Come siamo signor Panozza? ciao tesoro. cambio Bene? Ah, dici sì? CC che Dove va? 40 euro, 12 per Buonasera. Buonasera. 12 escursioni, Sì. 9 euro e 44 Va bene. Sì, sì. No, ma vedremo dopo. No, non più, non più. No, questo che lo dico a te perché tu non scrivi le stupidate, fai commenti oppure frasi Un po' di comodo. complimenti, ma comincia a scrivere chi è, quella Sono alla metà. cioè bisognerebbe
tante cose intervengono. Segno quasi la filiera del da stranieri, Non pensasse meglio farmi una pista 2 parole. Non c'è scritto, non c'è scritto. Adesso dobbiamo vedere. Davanti a noi, no, perché oggi già mi aveva chiesto come cosa quando dove. Ma no, mi devo invitare, ma vai gare fare cambi perché è troppo. nel mio ufficio anche da altri ma anche nel mio ufficio guarda sta fermi con tutto il no Sera che fa una conferenza, magari caldo che hai forse una caramella chewing gum anche se no prendo un chewing gum thank you no grazie cara Cogli una. Ma non dire, mi sembra così, no? ciao, ciao. Allora? Come dai? Scusa, ma tu mercoledì allora sarai impegnato con il tuo partita, il tuo circo nautico? Mercoledì sì, sei impegnato, però insomma, devo andare, devi Abbiamo rieletto il direttore. Ah, allora? Sì, adesso bisogna fare perché? Ma tu sei incaricato di Io sarò vicepresidente e responsabile dell'impresa. mi sembri la persona più adatta, ma a prescindere, visto che sai già che sei, che sarai, No, ieri abbiamo iniziato ad aprire
La seconda fai le chiavi a tutti. Non è venuto alle 6 perché le mie chiavi sono nel keyway che è un mercoledì, E gli ha fatto lì. A che ora hai? Esci alle 5? per gli 11 dipende cosa c'è, adesso c'è il pomeriggio fare tutte le di un nuovo Tutto questo devi fare il mercoledì. si vede che poi ci vuole No, non puoi arrivare lì, fare un'ora e dire bisogna fare questo, no, me ne vado. tu a che ora vai? Io vado via, io devo andare via presto. Presto, sono le 5. Del pomeriggio. Ma se voi venite insieme potete andare via alle 5:30. del cinema. Finché non entro lì è bello Ideale, questo l'indicazione è tanto perché il presidente detto addirittura il suo nome perché si toglie 50 anni di che non è una distanza, ma abbiamo vissuto per 50 anni qua mia come quelle Pier ragazzi non sta danzando siamo uniti adesso io devo parlare con questo tizio All'ultimo minuto può essere tardi. Vabbè, dai. si fa una volta all'anno, tutti i votati. No, perché me l'aveva già detto. Tra l'altro è stato fatto Sì, io devo. era come portuale. No, ma io avevo già in mente di chiamarla, no? Era delle mie corde. è l'ultimo Come una cosa. Ciao. c'hai altre cose in mercoledì? No, quindi l'anno prossimo. Siamo retti. Allora, Adesso Paola. Cazzatura delle sardine. adesso mi fa qua. Siamo già in pochi sulle storie. No. Era già. Perché cercavo un mio amico. Ma per far cosa? Un altro. Vieni qua, dai. Quando vieni qua, quando vieni in ospedale, Delegazione con il fianco. tutti dopo parliamo dopo il film. Io provo a vedere il telefono se senti? Io provo a vedere il telefono se senti? Colleghi
Ti ho chiesto, hai provato a vedere dal tuo telefono se si sente la diretta? No? No, Questo? Sì, ma qui non c'è l'applicazione, quindi non se la vedrà mai. Allora l'applicazione. Perché non ho perché sono nel browser, non ho l'app. Come possiamo sapere se qualcuno sta vedendo? Che dica Bellucci? Che dica? Se senti? Quindi voi state tutti lì e io sto qua. Cioè, come funziona? Io faccio il presentatore, mi chiamo al tavolo. La lunetta, famoso storica. Ciao, tutto bene? Sì, sto finalmente dopo una serie di Vari della stagione. sto qui. No, sono stancona. Questi martedì c'era mi si è appannato tutto quanto, a un certo punto io sono bloccato alle strade mentre si disappannavo, devi accendere una cosa e poi sì, ma con non solo fai, no? Accendi quello che sta sul sotto davanti in basso e aumenti, dai un po' una cosa, sì, si disappanna velocissimamente, poi dipende dalla macchina. Uno su 10. Sì, ma devi anche me, adesso con il freno, lei la macchina dentro il freno è gelata. Cominci a scaldarla e allora tu piano piano poi con la ventilazione Eccola qua. Aspetta che becco Riccardo. Abbiamo messo una pezza come venuta. ciao. Lunedì se vedete. Io avrei detto una parola con D'accordo. Ma veramente fuori da
Intanto grazie di essere qui, grazie della vostra presenza. Ci scusiamo del leggero ritardo. Tra l'altro un po' prima delle 8 dovremo lasciare la sala perché incombe la prossima proiezione, quindi diciamo che abbiamo, non dico insomma i minuti contati, ma nell'ambito di quella che è la giusta regolarità di una riunione di un'ora e un quarto, insomma avremo modo di portare un po' all'onorevole Graziano Del Rio, a colui che è il nostro capogruppo alla Camera, un po' quelle che sono le nostre istanze, le nostre esigenze di partito di un territorio di confine. Abbiamo voluto intitolare, insomma, Ripartiamo dai territori, questa iniziativa, perché crediamo che i territori siano l'elemento più importante, l'elemento vincente di un partito politico che vuole essere prima di tutto radicato e che vuole operare radicato sul territorio e operare nella società. E lo facciamo, lo dico, insomma, pensando di interpretare un po' il pensiero di tanti di voi, lo facciamo da un territorio di confine, da un territorio che ha sempre fatto dell'apertura, della tolleranza il proprio modo di essere. Un territorio che ha sempre avuto buoni amministratori e in qualche modo abbiamo voluto incentrare la nostra azione, insomma, quelli che saranno i saluti di due amministratori, proprio degli amministratori, perché riteniamo, insomma, i riferimenti del nostro partito, i primi riferimenti del nostro partito. Ripartiamo perché da agosto, da quando è successo, insomma, in qualche modo è successo quello che è successo in un agosto molto particolare, che sarà ricordato sicuramente come un agosto della politica assai singolare, ecco, essere ritornati al governo in una fase delicata del paese, dopo un anno, più di un anno, quasi un anno e mezzo di oggettivo immobilismo, tanta propaganda, tanto odio e poco amministrare bene la cosa pubblica, crediamo è un compito importante, un compito non facile, complesso, complicato, sul quale vogliamo anche dare il nostro, insomma, coraggio a Graziano, che guida un gruppo parlamentare e a suo modo una compagine di governo che ha bisogno di aiuto e di sostegno, oltre a Deborah che è qui presente. Per cui veramente grazie alla vostra presenza. Adesso io darò la parola a Lucia Giurissa, che è capogruppo in Consiglio Comunale a Monfalcone, che ci ospita oggi e alla quale dobbiamo essere tutti vicini, perché il compito che avranno da qua al 2021, quando si andrà al rinnovo dell'amministrazione comunale, è un compito, è un impegno sul quale tutti noi dobbiamo lavorare. Per cui ti lascio subito la parola. Grazie a tutti, grazie Diego per aver scelto Monfalcone per iniziare questa iniziativa. Ecco, per me è un grandissimo onore accogliere il capogruppo alla Camera Graziano Del Rio. Ho avuto modo di scambiare 4 parole proprio poco fa. Noi a Monfalcone viviamo una situazione molto delicata. Monfalcone è una piccola città industriale con grandissime potenzialità dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, ma anche con grandissime problematiche legate alla qualità del lavoro, alla tipologia di contratti e tante altre questioni sulla sostenibilità sia ambientale sia sociale. Noi a Monfalcone abbiamo perso la città dopo tanti anni di governo esattamente 3 anni fa e fra 2 anni ci appropinquiamo ad elezioni.
Noi abbiamo cominciato a lavorare già da più di un anno per fare fronte comune contro la Lega Nord, contro questa destra che sta governando Monfalcone in un modo molto simile a quello che abbiamo visto a livello nazionale quando era il governo Salvini. Stiamo facendo una progettualità condivisa partendo dalla base che effettivamente secondo me potrà dare dei buoni frutti, ma abbiamo ancora tanta strada da fare. Io sono capogruppo da poco più di un anno, ma ero consigliere di maggioranza quando governavamo e ho una grandissima fiducia nel Partito Democratico da quando è nato. Ho la stessa età dei ragazzi che 6 giorni fa hanno organizzato la manifestazione di Bologna delle sardine, la medesima età. E credo che quel movimento spontaneo della società civile ha risvegliato alcuni sentimenti a livello nazionale di coraggio e di pensiero alternativo, di ragionamento critico nei confronti di tutto quello che ha sdoganato la Lega a livello locale e nazionale. Ecco, io credo che i due movimenti, cioè il movimento spontaneista della piazza, come quello delle sardine che si sta organizzando anche in Friuli Venezia Giulia, e la potenza organizzata del Partito Democratico e delle altre forze della sinistra progressista, possono andare benissimo in simbiosi e costruire un'alternativa a quello che sta, al vento di destra che sta spirando in tutta Europa. Noi ti chiediamo, Graziano, di seguire il Friuli Venezia Giulia, di seguire l'ex provincia di Gorizia e in particolare Monfalcone, perché se 3 anni fa da qui è cominciata la disfatta della sinistra, da qui si può ricominciare. E sappiamo che sia sulle questioni legate al lavoro, sia sulle questioni legate all'ambiente troveremo in te una porta aperta. Grazie. Grazie Lucia. Io adesso chiederei al sindaco di Romans di Sonzo, Davide Fulan, che segue per il nostro partito provinciale insomma tutte le tematiche legate alle amministrazioni locali, di fare anche lui un breve saluto. Sì, buonasera e grazie Diego per avermi dato l'opportunità di portare questo saluto e grazie a Graziano Del Rio di essere qui con noi. È un territorio questo, partiamo dai territori, è un territorio questo, quello isontino, che nei decenni è sempre stato amministrato bene, anche a livello regionale in Friuli Venezia Giulia. Questo è un territorio in cui si è sperimentato, sono sperimentate collaborazioni tra comuni, a prescindere anche dai colori politici, anche se va detto in maggioranza il colore politico qui era quello a noi amico, quindi era quello buono. Da un paio d'anni purtroppo stiamo vivendo un momento che ci lascia, come dire, sconcertati. Lo ha ben illustrato Lucia. Si è partiti da Monfalcone perdendo una città che era per noi un punto di riferimento e purtroppo si stanno mettendo in discussione proprio qui in provincia di Gorizia esperienze che nei decenni hanno dato frutti importanti. Penso all'esperienza delle società partecipate. Siamo l'unica provincia in pratica dove abbiamo una gestione dei rifiuti, una gestione del settore idrico integrato affidata in house ad un'unica società da una parte e una dall'altra. Abbiamo fatto operazioni di scissioni societarie, fusioni eccetera eccetera nei decenni, ripeto, sempre condivise, sempre con la massima partecipazione di tutti i sindaci. Adesso ci troviamo in un periodo in cui tutto questo viene messo in discussione, tutto questo che è stato un buon governo del territorio, e viene messo in discussione solo ed esclusivamente per questioni meramente di speculazione politica. Abbiamo qui un sindaco Monfalcone che non perde occasione purtroppo per esternare quello che pensa in ogni settore della vita amministrativa e che sta, a mio modo di vedere, facendo danni grossissimi per il nostro territorio.
Negli anni passati, sotto l'amministrazione di Deborah Serracchiani, in Friuli si è anche provato a fare riforme coraggiose. Penso alla due riforme, penso alla riforma sanitaria e alla riforma degli enti locali. Sono stati fatti anche degli errori, in particolare sulla riforma degli enti locali, però si è andati su una strada che era stata tracciata già da anni: eliminazione delle province, semplificazione del quadro istituzionale, mettere i territori in condizioni di poter ragionare da soli per quel che riguarda la pianificazione del proprio territorio. Erano le linee fondanti quella riforma. Adesso, proprio alcuni giorni fa, avete approvato in Consiglio regionale, hanno approvato in Consiglio regionale, accogliendo 0 emendamenti, mi pare di aver capito, perché ero informato via WhatsApp in diretta, tra l'altro da un componente della Lega, per cui vabbè. Una controriforma, una non riforma di fatto, che metterà, a mio avviso, in ginocchio i comuni più piccoli. E non tanto questo è il fatto grave, perché dei comuni più piccoli poi bisognerebbe aprire un libro. Noi non siamo mai stati in grado di fare, mettere in piedi fusioni, mettere in campo unioni di comuni e aggregazioni serie, quindi un po' di mea culpa dovremmo farcelo anche noi sindaci. Mette in ginocchio i comuni più piccoli, ma cosa ancora più grave, crea dei cittadini di fatto di Serie A e di Serie B nella regione. Proprio l'altro giorno sentivo dire di un comune nella provincia di Gorizia che apre l'anagrafe una volta alla settimana grazie alla collaborazione di un comune un po' più strutturato. Cioè, questo non è, come dire, un danno fatto al sindaco, un danno fatto ai cittadini di quel comune. Questa riforma che è stata approvata adesso in Regione Friuli e Venezia Giulia di fatto ci metterà nelle peggiori condizioni possibili. 0 incentivi alle aggregazioni, sia nel pubblico che nel privato. Si sa che fare aggregazione porta risultati nel lungo periodo, ma nell'immediato comporta dispendio di energie, sia umane che finanziarie. Quindi sentire un assessore regionale che ci dice voi le convenienze a fare aggregazione dovete trovarvele da soli facendo economia, è un'emerita presa in giro. Quindi noi in questo momento ci troviamo veramente in grosse difficoltà. Ripartire dai territori. Io spero che una prima ripartenza dei territori sia già avvenuta quest'anno. Abbiamo tenuto i comuni di Gradisca e Staranzano, che sono 2 comuni importanti, grazie alle buone amministrazioni di quei 2 comuni. La Lega si è spesa tantissimo, in particolare a Staranzano, ed è venuta fuori con le ossarotte, quindi speriamo che quelli siano, come dire, segnali di buon auspicio anche pro futuro. Ringrazio di nuovo per essere qui in mezzo a noi e buona serata. Grazie Davide, tu hai posto tali problemi significativi che insomma Graziano già da sindaco ma anche da presidente dei Lanci sicuramente ben conosce. Un breve saluto a Cristiano Sciauli e poi a Deborah Serracchiani prima di lasciare poi la parola al capogruppo. Buonasera a tutti, grazie a Diego, grazie a Graziano di essere qua. Io mi sono preso alcuni spunti proprio per non annoiarvi più di tanto, ma noi non possiamo dimenticarci la situazione che stiamo vivendo e quello che è accaduto in agosto. Noi abbiamo fatto 3 giorni a Bologna, quei 3 giorni fatti a Bologna dovevano essere la fine della costituente delle idee. Cioè, quindi un partito che si riorienta per fare opposizione al Movimento 5 Stelle e alla Lega che erano al governo del paese. In agosto per noi è cambiato tutto. Siamo al governo, e Graziano credo che sappia quotidianamente le difficoltà anche con un nuovo alleato e con un nuovo progetto da mettere in campo, e siamo al governo, guardate, per 2 ragioni. Perché avevamo una persona che in agosto gridava l'uomo solo al comando, e perché con quella scelta noi abbiamo fatto 2 cose. Abbiamo rimesso i piedi in Europa e li abbiamo rimessi con forza e coerenza con la capacità del Partito Democratico e anche con le persone del Partito Democratico. E io lo dico così, perché fra la P di partito e la P di paese abbiamo scelto la P di paese. Perché noi potevamo anche pensare di cambiare i gruppi dirigenti parlamentari, potevamo guadagnare qualche punto percentuale, invece abbiamo deciso di assumersi la responsabilità del paese. Dico questo perché in una fase come questa noi abbiamo bisogno di 2 cose, che potrebbero sembrare contraddittorie, ma secondo me si tengono. La consapevolezza
che le ragioni del consenso dei sovranisti e dei nazionalisti sono ancora tutte lì. Il consenso di Salvini è ancora tutto lì, e da un altro lato abbiamo bisogno, e ne abbiamo bisogno di molto, abbiamo bisogno di tanto e tanto orgoglio di appartenenza al Partito Democratico in questo momento. Perché guardate, noi, quando io leggo sempre ripartiamo dai territori, ormai non sono più giovane neanch'io, ahimè, e so benissimo che quando arriva un dirigente nazionale uno c'è il tentativo di dire ma insomma stia più vicino ai territori a livello nazionale, ci ascolti di più, tutte cose vere e importanti, ma dobbiamo prima di tutto aiutarci noi, e io sono convinto che dobbiamo sostanzialmente superare alcune sconfitte dolorose. Abbiamo perso Monfalcone, è stato doloroso. Abbiamo perso la regione, è stato doloroso. Perché eravamo convinti anche di aver amministrato bene. Ma adesso basta anche con le autoanalisi e basta anche con le ricerche degli errori. Ora è arrivato il momento di cominciare a dire che noi ci siamo e di cominciare a dire alla sindaca di Monfalcone che con la propaganda per la sua cittadina non ha portato niente. Che la sindaca di Monfalcone è quella che negli ultimi mesi è stata più a destra all'interno della Lega nel nostro paese, sui temi, sui diritti, sulle scelte, sulle censure. E noi su questi temi dobbiamo cominciare a dire, dobbiamo un po', secondo me, passare il momento in cui è come se avessimo qualcosa da farci perdonare. Non abbiamo più niente da farci perdonare. Abbiamo il bisogno in questo momento di rilanciare anche in regione la nostra proposta. È finito il c'eravate voi. Qui siamo a Monfalcone, inserito in un sistema portuale. E scusate, io ve la dico così. Quando c'era Tondo si parlava del porto di Trieste o del sistema portuale di questa regione? Zeno D'Agostino l'abbiamo chiamato noi, Il rilancio del porto di Trieste, del sistema portuale di questa regione, l'abbiamo fatto noi e io ne sono orgoglioso. E queste cose dobbiamo cominciare a dirle. Dobbiamo cominciare a dire che probabilmente sui temi ambientali, qui c'è l'ex assessore Santoro, bastava forse rifinanziare tutte le politiche che avevamo fatto sul riuso e sulla sistemazione della nostra edilizia. Era già un grande segnale che si poteva dare ai temi ambientali. E allora io dico, dobbiamo secondo me semplicemente smontare una propaganda che c'è. È difficile, lo so, ma possiamo smontarla. Guardate, anche sui temi più difficili a noi. Il tema dell'immigrazione, so benissimo quanto pesa a Monfalcone il tema dell'immigrazione. Ma qualcuno ha risolto qualcosa? O ci diciamo una volta per tutte che levando le risorse per l'integrazione abbiamo creato solo più insicurezza? E ci diciamo che in questa finanziaria finalmente paghiamo gli arretrati della Polizia di Stato? O ci diciamo che il prefetto Euroministro Lamorgese, anche su richiesta nostra, ha rifinanziato le pattuglie miste sul confine? Perché noi siamo in grado di dire più umanità e anche più sicurezza. E dobbiamo dirlo alle persone, con un pizzico di orgoglio e con un pizzico di forza. Poi chiudo veramente e taglio un po' delle parti che dovevo dire. Sono anche convinto che noi dobbiamo reclamare più autonomia e più specialità per la nostra regione, ma nello stesso tempo dobbiamo reclamare più autonomia, più specialità e più Europa. Senza Europa questa regione non è più speciale, non è più autonoma. Lì c'è la ragione della nostra specialità del futuro. Guardate che nei paesi centroeuropei stanno lavorando sui confini, mettendo in comune trasporti, istruzione. Noi dobbiamo traguardare quella sfida con i nostri vicini sloveni, croati e carenziani. Quella è una sfida che può rilanciare la specialità e la forza della nostra regione. E chiudo davvero, tagliando tutto il resto, perché noi abbiamo bisogno in questo momento di un partito nazionale che ci stia vicino, certo, che ci dia dei temi chiari con cui noi possiamo rapportarci e dire banalmente queste sono le posizioni del Partito Democratico, non solo della maggioranza, del Partito Democratico e delle scelte del Partito Democratico, ma dobbiamo anche, secondo me, in questo momento riconoscere alcuni passaggi.
il passaggio del Consiglio dei Ministri la settimana scorsa, in cui questo Consiglio dei Ministri ha riconosciuto l'autonomia della gestione degli enti locali alla nostra regione, è un passaggio che abbiamo fatto noi, non ha fatto Salvini. Ed è un salto, è una presa di posizione sui temi dell'autonomia che è fortissima ed è passata sotto traccia. Noi abbiamo bisogno in qualche maniera di rimettere in campo le nostre idee con un pizzico di orgoglio e di coraggio, ovviamente facendoci ascoltare anche dal nostro partito, ma soprattutto anche tornando a mettere i piedi nelle nostre comunità. Qui ci sono intervenuti dei sindaci e degli amministratori. Io sono convinto che il nostro compito, lo dico prima di tutto a me stesso, è sicuramente discutere dei grandi temi, ma è anche stare vicino ai nostri sindaci e ai nostri amministratori che quotidianamente lavorano sul territorio. Traduco, sperando di non offendere nessuno. Io sono contento che in tutti i nostri circoli si legga l'ultimo numero di Limes, ma vorrei e chiedo e spero che si legga anche l'ultimo bilancio comunale, perché noi dobbiamo essere in grado di supportare i nostri amministratori e di mettere in campo le idee che i nostri amministratori portano avanti. Io sono convinto che la sfida che abbiamo è questa: tenere insieme Europa, territori e orgoglio del nostro partito. Grazie. Grazie Cristiano. Deborah. Buonasera, soltanto un saluto veloce perché ovviamente lo spazio è di Graziano Del Rio, che ringrazio oggi per essere qui con noi. Io faccio soltanto questa riflessione dicendo, anche ascoltando quello che diceva prima Cristiano. Noi dobbiamo iniziare un po' ad aiutare le persone a ragionare, a partire da noi stessi e cercare di cominciare a ragionare di nuovo con le persone che abbiamo intorno. Guardate, noi siamo a Monfalcone, non è stata una scelta casuale. Abbiamo voluto Monfalcone ancora una volta perché crediamo che da qui debba ripartire anche un po' una riscossa ideale rispetto a quello che a Monfalcone è accaduto e quello che vogliamo cambi profondamente rispetto anche alle prossime scelte elettorali. Considerate la propaganda e considerate la politica. Faccio solo questa riflessione perché Monfalcone è importante, sono importanti i cantieri navali. 10 anni fa questi cantieri navali erano tra quelli che andavano chiusi, ricorderete, no? Non è tanto tempo, insomma sono passati 10 anni. Nel frattempo Fincantieri è diventata un'azienda importantissima, ha preso sempre più commesse, è diventato un volano economico importante per la regione, perché non ci dimentichiamo che essendo noi regione a statuto speciale quel lavoro che fa Fincantieri resta qui anche in termini di tasse, di IVA, quindi per noi significa sanità, trasporto pubblico locale, significa molto, quindi non è soltanto una questione locale, è una questione di tutta la regione. Sappiamo però le difficoltà importanti della cantieristica navale, tantissime. Bene, allora rispetto a questo noi avevamo fatto il protocollo di legalità, rispetto a questo avevamo fatto lo sportello dell'Agenzia per il Lavoro all'interno del cantiere di Monfalcone, abbiamo fatto riqualificazione professionale per trovare quelle figure che spesso dice il Bono manchino, penso ad esempio ai saldatori specializzati, avevamo riqualificato prima di tutto i cassi integrati di lungo periodo. Dopodiché è arrivata una sindaca che con i suoi post su Facebook dice il lavoro prima agli italiani, mandate a me i curriculum che ci penso io a trovarvi il posto di lavoro in Fincantieri. Questa è stata la differenza tra la propaganda e il lavoro della politica. E ad oggi abbiamo in cantiere, abbiamo gli stessi problemi che avevamo prima e abbiamo le stesse difficoltà, forse ancora peggiorate rispetto a quello che era, perché nel frattempo è saltato nel tessuto sociale quello che era il sistema di integrazione di cui a Monfalcone e con Monfalcone molto era stato fatto, ma anche in tutto il territorio circostante. Ecco, questa è la differenza tra la buona amministrazione e la propaganda, tra il tentativo di far politica per cercare di dare delle risposte e il fare politica semplicemente per un post, un tweet o semplicemente poter dire prima gli italiani, no? Che è una frase molto efficace, ma che dietro a questo sta isolando sempre di più gli italiani nei bisogni, nelle difficoltà, e non cerca di aiutare invece una comunità che ha bisogno di ritrovare non solo se stessa, ma anche di ricominciare in qualche modo a crescere culturalmente, economicamente e anche socialmente. Quindi il motivo per cui credo il Partito Democratico debba impegnarsi al massimo, insomma, con Lucia
abbiamo in mente di fare anche un'iniziativa su Monfalcone. Personalmente darò una mano anche perché si possa iniziare a ragionare anche di politica su Monfalcone. Penso che sia un impegno che dobbiamo garantire noi tutti, quindi grazie oggi per essere qui, ringrazio ovviamente il nostro capogruppo, ma soprattutto mi auguro e spero che torni ad essere la politica e la politica di centrosinistra una missione collettiva per tutti noi. Grazie. Grazie, io prima di dare la parola a Graziano Del Rio sottolineo due concetti che il segretario regionale Davide Furlan hanno espresso prima. La prima è che, lo dicevo nell'introduzione, questo è un territorio che ha sempre fatto della sua apertura un punto di forza e lo fa all'interno di quella che è la nuova frontiera europea, che è anche il nuovo essere specialità di questa regione ed è un tema sulla quale continueremo a insistere, perché è chiaro che le ragioni della specialità di questa regione rispetto a 70 anni fa, le ragioni sono cambiate. Dall'altro però per fare questo abbiamo bisogno di un Partito Democratico sempre più federale e che ascolti i territori, e credo che da questo punto di vista, seppur siamo una regione piccola, abbiamo pienamente le carte in regola per prenderci anche questa responsabilità. E so che tu, essendo stato sindaco di una città non grandissima però importante, sa quanto sia importante l'attenzione nei confronti dei territori e delle periferie. Ecco, quindi dandoti la parola, ringraziandoti ancora della tua attenzione, Graziano prima ha fatto un giro a Grado così colpita dal maltempo, dalle mareggiate degli scorsi giorni, perché credo che mai come in questo momento ci sia bisogno, anche e oltre le passerelle che abbiamo visto in questi giorni, dell'attenzione da parte di chi oggi ha la responsabilità di governo, e oggi il Partito Democratico, seppur in una situazione difficile, complessa, complicata come quella italiana che stiamo vivendo, abbia bisogno di una forza responsabile, di una forza seria nell'affrontare i problemi, che non sono pochi, che abbiamo avuto in eredità e che stiamo affrontando. Per cui ti ringraziamo ancora e ti lascio la parola. Bene, allora grazie, buonasera, sono molto felice di essere qui a Monfalcone, ringrazio molto Lucia e Diego per avermi accolto qui nella loro città, nel loro territorio. È molto importante, credo, che ci troviamo, che chiacchieriamo insieme un po' per spiegare cosa sta succedendo a Roma. Immagino che qualcuno di voi sia anche curioso di sapere cosa succede a Roma, cosa succede al governo. Ma è anche importante per me, perché così, venendo via da Roma, mi riprendo un po', ecco, diciamo, perché la provincia italiana è una provincia bellissima e piena di energia. Oggi, incontrando gli imprenditori che fanno e rifanno le spiagge dopo che arrivano le mareggiate e così via, ti rendi conto che c'è un'Italia che chiacchiera poco e che fa molto, a volte anche persino contro la nostra burocrazia, le nostre leggi che non sempre sono adatte, diciamo così, ad aiutare la gente, no? Quindi mi fa molto piacere. Io sono un fervente autonomista, diciamo, e quindi, come è noto, e quindi vengo sempre molto volentieri a incontrare le comunità locali, perché credo, e a fare incontri di questo tipo, con queste caratteristiche, perché credo che i nostri sindaci, poi avete sentito parlare Davide, quindi avete capito che sia dall'intervento di Davide che dall'intervento di Cristiano, che abbiamo una classe dirigente molto forte, molto preparata sui territori, non che fa chiacchiere, ma che conosce i problemi, che approfondisce i problemi, e che credo sia la vera risorsa del PD. In questo momento, intanto, cioè, le cattive notizie sul PD le sapete tutte, no? Quindi io vi do le buone, diciamo. Allora, la buona notizia è che comunque, consideratelo questo, il Partito Democratico è attualmente la forza di maggioranza del governo, non nel Parlamento. Nel Parlamento i deputati delle 5 Stelle sono molti più di noi,
ma come sapete nel Paese il PD è stabilmente sopra il 20% nei sondaggi, i 5 Stelle sono stabilmente sotto al 17%, diciamo, ecco. Quindi vuol dire che una parte del Paese guarda il Partito Democratico come la forza responsabile. Io ieri sera a Porta dicevo, l'anno scorso di questi tempi lo spread era a 350 punti base, cioè vuol dire che la famiglia italiana, io di famiglia me ne intendo, fidatevi, la famiglia italiana pagava gli interessi in banca il doppio di quelli che paga ora. Cosa vuol dire in termini numerici per i giovani consiglieri comunali che devono abituare a far di conto perché diventeranno un giorno coloro che governano? Vuol dire a far di conto che nei prossimi 20 anni l'Italia pagherà 20 miliardi in più grazie alle cavolate di andare sul balcone a sventolare i foglietti, di dire vi faremo vedere noi, eccetera, eccetera. Cioè quell'anno e mezzo lì, in cui hanno detto all'Europa, a tutti quanti, ve la faremo vedere noi come siamo forti, eccetera, eccetera, ci costeranno 20 miliardi di interessi in più. Avete sentito bene, 20 miliardi. Mentre invece un anno passato con lo spread alla metà, cioè a 150 punti base, farà risparmiare al nostro Paese già nei prossimi 3 anni 7 miliardi. Mi spiego? Quindi vedete, la credibilità è un valore prezioso, è un valore preziosissimo. Quando si è saputo negli ambienti esterni, diciamo in coloro che ci finanziano il debito, perché noi dobbiamo finanziare 400 miliardi di debito ogni anno, cioè ogni anno chiediamo in prestito alle famiglie, agli investitori, ai grandi fondi di investimento anche stranieri, chiediamo in prestito 400 miliardi. Prestami 400 miliardi perché ne ho bisogno per, come dire, per andare avanti. Dopo li restituiamo ovviamente, no? Però questi 400 miliardi la gente te li presta se ha fiducia in te, no? È evidente, perché se io chiedo un mutuo in banca per comprare la macchina a mio figlio, il primo mutuo me lo danno, al secondo figlio me lo danno, al terzo figlio mi dicono oh, ma se non paghi le rate indietro, se non sei credibile, non sei affidabile, è evidente che dopo il terzo mutuo non te lo danno. Allora, capite bene che intanto questo è un fatto molto positivo. L'Europa, le persone pensano che noi abbiamo una classe dirigente affidabile, seria. La serietà in questo momento non va di moda? Può darsi. Però la serietà, vi garantisco, e la solidità dei nostri argomenti e la preparazione dei nostri dirigenti sono molto importanti per il Paese. Ha detto molto bene prima Cristiano, cioè tra la politica, tra la convenienza di portare a casa qualche punto percentuale in più, perché noi prima di agosto eravamo nei sondaggi al 23-24%, diciamo, tra appunto la convenienza per il partito e la convenienza per il Paese abbiamo scelto di non lasciare il Paese nella condizione in cui ce l'ha lasciato Salvini, e adesso ve la voglio un po' descrivere, perché questa roba qua purtroppo non viene detta. Non viene detta. Pensate che siamo riusciti, poi noi siamo degli specialisti, caro Diego, nel farci del male, cioè nel senso che in questa manovra finanziaria, che è la prima manovra che facciamo diciamo al governo, noi abbiamo abbassato le tasse per 26 miliardi di euro, va bene? Siete d'accordo? Allora sono 23 miliardi di IVA più 3 miliardi che togliamo di tasse ai lavoratori dipendenti, ok? Quindi 23 più 3, così la matematica non è un'opinione. Noi abbiamo abbassato le tasse per 26 miliardi e abbiamo messo tasse microplastica, cioè un po' di zuccheri, eccetera. Io facevo il medico, insegnavo all'Università Scienza della Nutrizione e per esempio scoraggiare l'abuso di sostanze zuccherine nelle bevande che diamo ai nostri ragazzi è giusto per la salute, non è che... Quindi è una direzione che hanno preso prima di noi tantissimi altri paesi, la Francia, la Gran Bretagna e così via. E abbiamo messo però queste microtasse, plastica, per dire che va abbandonata la plastica non riciclabile, zuccheri, eccetera, eccetera, la roba delle auto aziendali, per 2 miliardi, ok? Quindi meno 26 e più 2. Siamo riusciti a passare come la manovra delle tasse. È pazzesca questa cosa,
Cioè ce l'abbiamo fatta a farci del male da soli, la coalizione di governo a forza di parlare e di cominciare male, perché quando si vuole governare davvero bisogna andare d'accordo, bisogna essere anche capaci di vedere appunto il bene del paese più che quello del proprio partitino. La coalizione di governo non è riuscita a trasmettere questo forte messaggio, cioè che avevamo ricevuto in eredità da Salvini 23 miliardi di tasse. L'eredità del governo precedente è stata esattamente questa, prima eredità, 23 miliardi di tasse, voleva dire 600 euro di IVA a famiglia, più o meno. Questa è una cosa che va detta, perché non è che lui è passato lì per caso, è stato al governo un anno abbondante, era lì e ci ha lasciato questa roba qua per fare alcuni provvedimenti che non sono serviti a far ripartire il paese, perché la cifra precisa del governo giallo-verde è zero, cioè zero investimenti. Non so, qui in Friuli è partito, nonostante la governatrice, è partita la terza corsia, no, dell'autostrada, no? Adesso no, sto scherzando per prendere in giro Deborah, che è stata bravissima e con cui abbiamo lavorato, però sono stati sbloccati degli investimenti importanti, sono stati citati gli investimenti sul porto, no? Il porto di Trieste è diventato uno dei porti più importanti d'Europa, diciamo. Abbiamo fatto anche alcune misure per favorire la fiscalità nel porto di Trieste in maniera molto forte, dopo decenni. Tutte cose che, come dire, svolgeranno il loro potenziale nel corso del tempo, no? Però abbiamo lavorato anche con le nazioni vicine per fare di Trieste il porto davvero d'Europa, abbiamo lavorato, pensate, per aiutare Trieste, però non ditelo a nessuno, abbiamo persino comprato le ferrovie greche, cioè le ferrovie dello Stato greche, le abbiamo comperate noi come FS italiane. Voi direte, ma che c'entra? C'entra perché noi siamo, diciamo, il molo del Mediterraneo, ma un altro molo che c'è nel Mediterraneo è l'Italia. Se la guardate dalle Alpi la vedete, no? È un molo nel Mediterraneo, è come una lingua che si approfondisce nel Mediterraneo, quindi siamo un molo naturale. Ma anche la Grecia è così, e i cinesi volevano far entrare tutte le loro merci per l'est europeo da Atene, cioè dai porti greci, e poi su via con Belgrado, bypassando l'Italia. E quindi abbiamo persino comprato le ferrovie greche per impedire che ci fosse un disegno che ci tagliava fuori. Ma insomma, quindi delle cose sono state fatte. Allora, gli investimenti durante i governi a guida centrosinistra crescevano in media del 4% all'anno, cioè una cifra consistente, cioè da 270 miliardi sono passati in 3 anni a 310 miliardi di euro. Sono tanti soldi, investimenti pubblici e privati. Cioè gli imprenditori hanno cominciato a dire, vabbè, questa roba qua dell'industria 4.0 ci piace, adesso cominciamo a investire nell'azienda. Agli enti locali sono stati dati più soldi, abbiamo fatto un piano da 130 miliardi di opere e quindi ha cominciato a macinare questa roba qua. Quindi gli investimenti crescevano 4% in media all'anno. Durante il 2018, quando loro hanno governato, gli investimenti sono crollati allo 0%. Quindi il primo zero è questo. Il secondo zero è la crescita, cioè la crescita è la produzione di ricchezza, quella che viene detta il prodotto interno lordo, no? Durante i nostri governi noi abbiamo lasciato una crescita dell'1,7% del prodotto interno lordo, più 1,7%. Loro ci hanno lasciato la crescita allo 0%, cioè il paese in un anno non ha prodotto ricchezza, niente. Il lavoro. Ogni anno noi abbiamo più o meno creato, di governo nostro, 300-400 mila posti di lavoro. Durante il loro anno sono stati creati 40 mila posti di lavoro. Però nel frattempo si sono aperte le crisi importanti, la cassa integrazione è triplicata e quindi sostanzialmente quei posti di lavoro lì non sono veri. Allora capite che zero lavoro, zero investimenti, zero crescita vuol dire che il paese era in mutande in agosto. E quindi, nonostante questa situazione, gli italiani credevano che tutto dipendesse, che tutti i problemi che loro trovavano sotto casa dipendessero da 4 navi delle ONG in mezzo a un mare. Cioè, sapete quante persone sono state bloccate su quelle navi in tutto l'anno di propaganda di Salvini, con i TG che aprivano tutte le sere questa roba qua, con le navi in mezzo al mare? 600 persone. Cioè, abbiamo impegnato la RAI,
le reti di Berlusconi, i social, eccetera, per discutere di 600 persone. Come si chiama il tuo comune? Farra di Sonfo, e fa 1700 abitanti. È come se per un anno il ministro dell'Interno si fosse impegnato tutto l'anno a curarsi della metà della popolazione di Farra. Ma capite? E non andava alle riunioni dei consigli dei ministri dell'Interno dove si discuteva della sicurezza nazionale e della sicurezza europea. E anche sull'immigrazione hanno tirato via la missione che controllava il Mediterraneo, la missione militare che controllava il Mediterraneo per scoraggiare gli scafisti. Le sapete queste cose? Non le sapete. Come mai? E ora qui capite anche perché noi abbiamo deciso di fare il governo, perché c'era una coltre di propaganda e di alterazione della verità, che è preoccupante. Ma invece quando si ragiona, perché vedete, uno diceva il populismo perché è pericoloso? Non è pericoloso solo per le cose che dice, ma è pericoloso soprattutto perché uccide la verità. Cioè fa credere che i problemi dipendano da una cosa, mentre invece i problemi dipendono dall'altra. Fa pensare alla gente che il nemico sia lì, e invece il nemico non è lì. Per esempio, noi ripartiamo dai territori, cosa vuol dire? Io voglio ripartire dall'esperienza dei territori, ma siete proprio sicuri? C'è qualcuno ancora qui abbastanza anziano da ricordare quando c'era il nazionalismo? Cioè quando il prima gli italiani, che vuol dire nazionalismo in termini concreti, perché posso capire che un ragazzo giovane non se lo ricordi, ma il nazionalismo, sapete cos'era? Il nazionalismo era la guerra. Le guerre sono nate a causa del nazionalismo. Siamo proprio sicuri che questa roba qua sia una roba... anch'io sono per prima gli italiani, nel senso che se uno mi chiede sei orgoglioso di essere italiano? Porca miseria, io sono nato nella città del tricolore, Reggio Emilia, che fa 180.000 abitanti e quindi è una città grande, ma è una città insomma media, insomma diciamo, ha le sue radici, ha la sua tradizione emiliana, e per cui io sono orgogliosissimo di essere italiano, no? E non ho problemi però perché qualcuno di voi non riesce a essere italiano ed anche europeo? È un problema essere italiani ed europei? Secondo me non è un problema. Perché quando una donna si sposa ed esce da casa sua perché forma una nuova famiglia, vuol dire che non è più, vuol dire che quella famiglia di prima non la considera più, cioè non è più affezionata anche alla sua famiglia d'origine? Si può appartenere a due famiglie o no? Secondo me sì. Anzi, appartenere a due famiglie ti porti dietro il bello della famiglia di origine e ne costruisci una nuova. Ma senza quella famiglia d'origine è chiaro che la nuova è povera. Perché quello che tu sei dipende anche dalla vita che hai vissuto nella tua famiglia originale, no? Cioè noi siamo, io lo dico spesso, più che quello che ho imparato all'università di medicina, l'ho imparato dalla mia famiglia, dal mio quartiere, dai miei amici, dalle persone che frequentavo, insomma, no? Dalle comunità che ho frequentato. Questa è la vita, siamo quello che siamo per quella roba lì. E quindi perché accettiamo che ci venga detto che dobbiamo essere, che saremo più italiani se siamo contro l'Europa? Quando è passato questo concetto abbiamo scatenato le guerre. Ma la guerra è una cosa brutta, eh? Se avete voglia leggetevi un libro bellissimo di uno scrittore serbo che si chiama 1946 e che racconta com'era l'Europa al momento in cui si interrompe la guerra. Decine di milioni di persone che pativano la fame, milioni di donne che si prostituivano per mangiare, milioni di persone che morivano in Inghilterra di fame. Quella era la guerra, quello era il frutto del nazionalismo. Questo è il frutto di una cultura politica che non sa vedere che solamente nella cooperazione tra territori, tra nazioni c'è ricchezza. Noi siamo diventati più forti quando abbiamo cominciato a pronunciare una parola che serve molto anche al PD. Cara Deborah, caro Cristiano e caro Diego, è la parola comunità. Quando si è cominciato a dire comunità del carbone e dell'acciaio, Francia e Germania si sono combattuti per secoli,
Quando hanno cominciato a dire comunità del carbone e dell'acciaio, che erano un po' il petrolio di adesso, diciamo, quando hanno detto facciamo una cosa insieme invece che litigare per le miniere del carbone, invece che farci la guerra, invece che dire padroni noi, ognuno a casa sua, quando hanno cominciato a dire vabbè ma diamoci una mano invece che farci la guerra, lì sono diventate grandi nazioni. Ah, ma guardate, questa è una bella lezione, E noi ci siamo chiamati Comunità Europea, proprio perché la guerra ci aveva talmente colpiti, talmente feriti dentro, che avevamo bisogno un attimo di riprenderci la mano uno con l'altro e dire dai, proviamo a uscire dai problemi insieme. Allora capite che questa follia di questa propaganda che ha invaso il paese e che anche adesso fa credere che la vera identità si possa essere solo contro gli altri, che si possa parlare per mesi e mesi e mesi di 600 persone in mezzo al mare e mai parlare di lavoro. Ma avete sentito parlare di lavoro? Avete sentito parlare di scuola? Ma un sindaco non può passare la sua giornata senza parlare di lavoro e di scuola, perché tutti quelli che lo incontrano, le madri, gli operai, gli parlano di lavoro e di scuola, non gli parlano degli immigrati, perché sanno che quelli sono i problemi, non gli parlano del traffico, perché dicono ma cavolo, per andare a lavorare devo... ma forse qui no però, qui si va a lavorare alla svelta. Allora, però io quando facevo il sindaco mi fermavano perché c'era sporco per strada, non c'è neanche una carta per terra nella mia città, però mi fermavano lo stesso perché ne hanno trovata una, allora ma ti disturbavano per le cose che riguardano la loro vita, e la loro vita era fatta di scuola, di lavoro, di mobilità, di parchi pubblici. Cioè queste sono le cose che ci... Ma possiamo ritornare a essere un paese normale che parla di queste cose? Questo è il punto, io vorrei parlare di lavoro e voglio che il PD parli di lavoro, perché so che nei territori si parla di lavoro, so che si parla di sanità, cioè della salute. Io voglio parlare della scuola pubblica, della sanità pubblica, perché essendo il PD un partito dei diritti, il partito che ha difeso i diritti di tutti, allora io voglio sapere e voglio dire che il diritto alla salute va garantito per tutti e che l'ospedale pubblico deve funzionare perché lì c'è l'uguaglianza, non solo perché quando sei malato sei uguale agli altri, ricco o povero che tu sia, ma se sei malato e se sei povero e vieni trattato allo stesso modo di un ricco, lì il cittadino capisce l'importanza della politica e dell'amministrazione. Lì il cittadino capisce, dice mi trattano come gli altri. E se un bambino di una scuola, un bambino di una famiglia povera va in una scuola bella, pulita, dove l'insegnante lo tratta bene, lo tratta con affetto, gli vuole insegnare qualcosa, lo educa, quel bambino lì dice cavolo, questa è anche casa mia, questa scuola qua è anche casa mia. E trova la sua dignità, trova i suoi diritti, e si sente cittadino, e così cresce un popolo. Non perché c'è uno che tiene la luce accesa a Palazzo Chigi 24 ore al giorno, ma cosa cavolo cambi tenendo la luce accesa a Palazzo Chigi? E cambia se le comunità fanno queste cose, fanno scuole pubbliche, sanità pubblica, parchi pubblici, dove la gente si sente cittadina e protagonista. Questa è la nostra, vedete, noi abbiamo tante cose da raccontare. Dobbiamo ricominciare a parlare tra di noi e insieme ai nostri amministratori in particolare, perché sono quelli che dicono la politica non ha più credibilità, ma loro dicono invece che la politica può essere credibile, perché si occupa della tua vita quotidiana. E allora questa avventura al governo è un'avventura importante, perché abbiamo voluto dire che c'è un'altra agenda rispetto a quelle 600 persone in mezzo al mare. E l'agenda è quella che dovrebbe riguardare il nostro futuro, il futuro della nostra gente, dei nostri giovani. E allora il PD per esempio è impegnato, e questa è una battaglia che credo valga la pena di ridire, Deborah è impegnata in prima persona proprio in questa battaglia e la ringrazio molto perché da capogruppo della Commissione Lavoro sta facendo davvero un mucchio di fatica per queste cose. Il PD è impegnato nel lavoro, per esempio a difendere il lavoro cosa vuol dire? Vuol dire per esempio, come vi ho detto, che questa manovra, anche se avevamo 23 miliardi di tara sulle spalle, lasciateci dal signor Chiacchierone, allora questa manovra però noi abbassiamo le tasse per 3 miliardi ai lavoratori dipendenti. Sapete perché? Ma per un motivo semplice, perché i lavoratori dipendenti italiani guadagnano
in media molto meno dei loro colleghi tedeschi o francesi. E perché questo? Perché ci sono troppe tasse sul lavoro. Troppe tasse sul lavoro. Durante il nostro governo noi abbiamo abbassato le tasse alle imprese e anche ai lavoratori dipendenti con gli 80 euro, no? Dando gli 80 euro. Bisogna proseguire in questa strada perché ancora c'è distanza. E sapete, un anno e mezzo fa, noi parlavamo in Parlamento di condoni. Cioè la Lega e i 5 Stelle ci facevano parlare di condoni in Parlamento. Adesso, grazie al fatto che esistiamo, che c'è il PD, si parla di lotta all'evasione fiscale. Non so se c'è differenza, ma mi sembra ci sia una certa differenza, Non più condoni, ma lotta all'evasione. E gli operai non possono scegliere se pagarle o non pagarle le tasse. I dipendenti non scelgono se pagarle o non pagarle, le pagano, perché sono in busta paga. Quindi a quelle persone lì, che comunque sono quelle che sostengono anche il bene pubblici con le loro tasse, noi vogliamo ridurle, perché è giusto ridurre le tasse a chi le paga. È giusto ridurre le tasse a chi le paga e solamente se le faremo pagare a tutti e faremo una vera lotta all'evasione fiscale potremo continuare a abbassarle. Perché un'altra roba che quel chiacchierone non dice è che durante il suo governo le tasse sono aumentate. Nel governo giallo-verde sono i dati ufficiali, non sono i dati di Del Rio. Le tasse, la pressione fiscale è aumentata. Durante i nostri governi la pressione fiscale diminuiva. Allora, dicevo, il lavoro vuol dire abbassare le tasse. La sto tenendo troppo lunga, Diego? Sei un po' perplesso? No, si era addormentato, niente, si era addormentato. Ero preoccupato io. No. Allora, il lavoro vuol dire abbassare le tasse ai lavoratori dipendenti, ma per un senso di giustizia, perché è giusto abbassare le tasse alle persone al ceto medio-basso, è giusto. Ma però il lavoro vuol dire anche che noi dobbiamo fare una grande battaglia durante questo governo per la parità salariale uomo-donna. Cioè le donne, se una donna fa la stessa mansione di un uomo, guadagna in media il 30% in meno, più o meno Deborah, no? Anche Deborah si è addormentata. Il 30% in meno. Allora noi, no, ma perché? Ma non è giusto. Vuol dire fare la battaglia sul lavoro, vuol dire anche l'equo compenso per i giovani professionisti. C'è un mucchio di ragazzi che si laureano, fanno gli avvocati, i giovani commercialisti, e poi dopo vengono pagati 400-500 euro e stanno lì 2 o 3 anni a farsi sfruttare nello studio del... Non va bene, non è giusto. Non è vero che vabbè si fa perché così trovano tutti lavoro. No, il lavoro deve essere dignitoso, perché lo dice la Costituzione, che chi lavora deve poter mantenere con dignità la propria famiglia. E poi un'altra battaglia è il salario minimo, quelli che vi consegnano la pizza a casa, quelli che vi consegnano il McDonald's, perché anche quelli prendono 3-4 euro all'ora e anche questo non è giusto. Un partito che ha fatto le battaglie per le lotte sindacali, per riconoscere i diritti dei sindacati, dei lavoratori, che ha appoggiato sempre i sindacati come uno dei punti di forza del riscatto della società, deve fare anche una battaglia perché ci siano dei diritti uguali a questi lavoratori che non hanno ferie, non hanno... Poi va bene, troveremo la forma più adatta di flessibilità, ma comunque su alcune cose non si scherza. Il partito del lavoro, se il PD è il partito del lavoro, dei lavoratori, deve poter mettere in campo in questo governo questo percorso. E allora 3 miliardi tagliamo le tasse quest'anno, 6 miliardi le tagliamo le tasse l'anno prossimo. E vedete, abbiamo delle ambizioni, Abbiamo l'ambizione di far ripartire il paese con gli investimenti, di rifarlo ripartire con i posti di lavoro perché abbiamo rimesso gli incentivi alle imprese e abbiamo l'intenzione di far ripartire i consumi mettendo più soldi in tasca al ceto medio e soprattutto alla classe dei lavoratori dipendenti. Tutto questo com'è possibile? È possibile solo se il PD sarà forte. Ed è possibile solo se i territori saranno forti, perché è chiaro che il benessere di un paese dipende dai territori, dipende dalla forza dei territori, dalla loro capacità di generare ricchezza, perché nessuno da Roma è venuto a insegnare a casa mia o a casa vostra come si poteva fare l'impresa, no? Noi avevamo una grande fabbrica a Reggio Emilia,
visto che parliamo dei territori io parlo del mio, no? Così ci scambiamo un po' di opinioni. È una grande fabbrica che produceva gli aerei militari e poi produceva le carrozze ferroviarie, le Reggiane. Sono 30 ettari di fabbrica di una grande industria del Novecento, anche luogo di lotte sindacali furiose dove i fascisti uccisero anche delle persone dentro le mura della fabbrica. E questa grande fabbrica negli anni, alla fine insomma, degli anni, metà anni 50 entra in crisi e quindi ci sono migliaia di licenziamenti, c'erano 7-8 mila persone che lavoravano lì. E queste persone non hanno avuto un dispaccio da Roma o un emendamento della Serracchiani da Roma che gli ha detto adesso vi favorisco che diventate bravi. Erano operai, tornitori, stavano dei torni meccanici, tutta gente che lavorava al ferro e si sono trovati per strada. Cosa hanno fatto? Hanno tirato sulle maniche e si sono inventati piccoli imprenditori. È nata la piccola impresa dell'Emilia Romagna. Oggi l'Emilia Romagna è la regione, non in Friuli mi dispiace, è la regione che cresce di più e che produce più ricchezza in Italia, ma non è solo grazie alla buona amministrazione come anche voi avete fatto con i Friuli, è grazie al fatto che la gente è diventata protagonista, cioè si è fatta la sua piccola impresa, si è rimboccata le maniche, ha reagito a una situazione di crisi inventandosi dei mestieri. E si sono inventati i piccoli imprenditori, appunto. E quindi, vedete, è chiaro che un paese è forte se c'è la reazione della gente, se la gente dice io ci sto, voglio prendere in mano il mio destino. Ma un paese è anche forte se è un paese giusto, se ha una politica che fa giustizia, che rende giustizia a coloro che si impegnano, a coloro che fanno il suo dovere. E rendere giustizia a quelli che fanno il proprio dovere vuol dire, appunto, proteggerli quando sono ammalati, o quando sono anziani, assicurare loro protezione con buon sistema sanitario e buon sistema sociale, vuol dire riconoscere ai nostri giovani il fatto che si prendano in mano il destino del loro lavoro, che facciano lavori retribuiti giustamente, e vuol dire appunto curarsi dei nostri bambini, del futuro del nostro paese, garantendo sistemi scolastici, sistemi educativi, città vivibili, aria pulita. Siamo andati al governo con i 5 Stelle anche perché sappiamo che la grande emergenza mondiale, il motivo per cui ci sono le migrazioni, sapete qual è? È la fame. Chi è che pensa che sia la fame? Pochi. È il cambiamento climatico, è proprio quella roba lì, cioè quella roba lì, uno dice vabbè ma cosa vuoi che sia, dice Trump, no? Trump è un po' come Salvini in certi momenti. Cosa vuoi che sia il cambiamento climatico? 250 milioni di persone si stanno spostando per via dei cambiamenti climatici. 250 milioni di persone. Quindi capite, allora tu dici vai al governo perché? Perché dobbiamo provare a far produrre Ilva, l'acciaio in maniera pulita. Io sono stato a Taranto diverse volte durante i miei 5 anni da ministro. E a Taranto abbiamo messo in piedi per supplire all'Ilva che il porto si trasformasse non solo nel porto dell'Ilva ma in un porto anche che maneggiava altri materiali. Abbiamo fatto in modo che nascesse il museo archeologico di Taranto, che vi consiglio vivamente di andare a vedere perché è un'esperienza meravigliosa. Il museo archeologico nazionale di Taranto sono le testimonianze della cultura ellenica più belle forse che ci sono, ancora più che in Grecia. Abbiamo risanato le scuole del quartiere Tamburi, abbiamo risanato il Mar Piccolo che era pieno di detriti, di inquinamento, abbiamo insomma messo in piedi un progetto di riqualificazione di Città Vecchia, cioè abbiamo cercato di dire alla città coraggio, noi siamo dalla vostra parte, ci siamo come Stato al vostro fianco, più di 800 milioni di investimento. L'altro giorno l'ho ricordato a Conte perché si era scordato, datemi delle idee, no, aspetta un attimo, casomai vai avanti con le cose che già ci sono, no? Poi dopo se ti viene anche una bella idea sono contento, però intanto proseguiamo perché nell'ultimo anno e mezzo avete un po' dormito, ecco, diciamo la verità. Quindi il problema è appunto di riuscire anche attraverso questi interventi ad avere un approccio davvero completo ai problemi della gente. Va bene, allora ho finito, sono molto contento di essere passato qui a salutarvi e che abbiate trovato un po' di tempo prima di andare a preparare da mangiare per ascoltarci, e anche spero di avervi detto una cosa di cui sono molto convinto, e cioè che abbiamo davvero bisogno di credere nella nostra
nell'importanza del nostro contributo, no? Cioè del fatto che il Partito Democratico, insomma, per questo Paese è una risorsa vera. Ci avrà tanti difetti, ha fatto le cose anche non sempre bene, abbiamo noi dei problemi come dirigenti nazionali, molto più dei dirigenti locali, però per esempio questo governo va avanti perché noi teniamo botta, come si dice dalle mie parti, non so se si dice così anche qui, cioè noi teniamo botta perché vedete che tante volte ognuno va un po' per conto suo, no? E invece noi teniamo botta, ci crediamo che prima di tutto viene il Paese, ci crediamo che prima di tutto viene il Paese. E allora rafforzare i democratici, farli ripartire, far capire che nella cultura dei democratici c'è prima di tutto la cura delle proprie comunità, la cura e l'attenzione alle proprie comunità, e far capire che da questa classe dirigente che abbiamo anche qui nelle città piccole o grandi di questo meraviglioso paese, questa classe dirigente avrà sempre per primo, come obiettivo primo, quello di mettere davanti il bene comune, cioè il bene di tutti, e non i propri interessi di partito, perché il problema di quell'anno e mezzo lì, del governo giallo-verde, è che sia Di Maio che Salvini avevano prima di tutto il problema di difendere il loro partito, ok? Mentre noi non abbiamo prima di tutto di difendere il nostro partito, ma prima di tutto di difendere il nostro paese e gli interessi della nostra gente. E è vero che questo a volte può sembrare segno di debolezza e così via, ma vi garantisco che invece è segno di responsabilità, e voi che siete friulani sapete benissimo. Friuli, Venezia, Giulia. Allora, voi che siete friulani e Venezia, Giulia, va bene così, Venezia, Giuliani, eccetera. Voi che siete democratica stranca, là, quella roba lì. Noi che siamo democratici, diciamo, sapete benissimo, avete molto il senso del dovere e della responsabilità, e vi ringrazio perché voi siete insostituibili in questo paese. La lezione che avete dato col terremoto, col vostro terremoto, con la vostra tenacia, la vostra forza, è la dimostrazione che questo popolo è un grande popolo, e sono convinto che se avremo più forza nei prossimi mesi, ancora di più, riusciremo davvero ad aiutare tutti a uscire da questa situazione in cui quei sovranisti che pensavano e pensano di risolvere tutti i problemi ci hanno invece cacciato. Quindi grazie e buona serata. Tanto grazie, noi siamo, caro Graziano, siamo Visiachi e Isontini, che è una cosa ancora diversa, Visiachi e Isontini, che è una cosa un po' diversa dai friulani e dai triestini. Poi grazie, alla prossima. Ciao cara. Prego.